Sono trascorsi 609 giorni da quando il viadotto Petrusa sulla statale 122 Agrigentina, che collega la città dei Templi con Favara e viceversa, è stato sbarrato. Ieri, 22 giorni dopo il termine ultimo per presentare le offerte e partecipare al bando per la ricostruzione del cavalcavia che sovrastava la raddoppiata statale 640, l'Agrigento-Caltanissetta, l'iter risultava essere ancora in fase di gara. Ufficialmente non c'era stata dunque l'aggiudicazione provvisoria dei lavori. Appariva probabile che si stessero ancora vagliando e valutando le offerte. Ad attendere praticamente con il cuore in mano l'aggiudicazione definitiva dei lavori di ricostruzione del viadotto sono tutti i residenti di Contrada Petrusa, una quarantina di famiglie che il 25 settembre davanti al Tribunale di Agrigento chiederanno il risarcimento patrimoniale del danno subito. Gli abitanti di Contrada Petrusa nei mesi scorsi, affidandosi al delegato della Diconsum della CISL attraverso il legale dell'Associazione dei Consumatori, hanno citato l'ANAS davanti al Tribunale di Agrigento. La procedura sembra andare a rilento, troppo a rilento, ha detto ieri il segretario della CISL Maurizio Saia. È trascorso troppo tempo dalla chiusura del viadotto e i disagi sono sempre più evidenti e praticamente insopportabili. Ed ormai da qualche mese, a poche centinaia di metri da quello che fu il Ponte Petrusa, sulla nuovissima strada statale 640, la strada degli scrittori, per un tratto si viaggia su un'unica corsia. Non è dato conoscere i motivi, scrive in una nota alla CISL per mano del suo segretario Maurizio Saia, ma resta il fatto che in piena stagione turistica, con l'incremento esponenziale del traffico veicolare, si restringe la carreggiata senza avviare lavori riparatori. Quindi sempre maggiori difficoltà per gli automobilisti agrigentini e non solo. L'ANAS, conclude, ancora una volta gestisce il territorio di sua competenza senza curarsi dei disagi che genera con procedure e tempi biblici.